Continuiamo rapidamente presentando i due relatori, con il piacere di accogliere qui tra noi due amici, Laura Ambrosiano di Milano, psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della SPI e dell'IPA, è stato segretario scientifico della SPI. Ha pubblicato diversi articoli e volumi, tra i quali menziono solo gli ultimi: Ululare con i lupi, appena ripubblicato 10 anni fa da Mimesis, e recentemente 2 anni fa Nello spazio del lutto, melanconia, violenza, tenerezza. Maurizio Balsamo di Roma, psichiatra, psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana, dal 2005 al 2020 è stato maître de conférence e direttore di ricerca all'Università di Parigi Denis Diderot. È stato segretario scientifico del Centro Psicoanalitico di Roma e vicepresidente dell'Associazione Internazionale di Storia della Psicoanalisi. Ha diretto la rivista interdisciplinare Psiche dal 14 al 18 e codirige ora la rivista Frontiere della Psicoanalisi. È autore di numerosi articoli e ha pubblicato diversi libri, tra i quali cito i 2 più recenti, André Green per la Feltrinelli e Ascoltare il presente di Mimesis. Ha inoltre curato vari libri, anche qui cito gli ultimi, L'autobiografia psicotica e Momenti psicotici nella cura di Franco Angeli, Milano. Do quindi immediatamente la parola a Laura Ambrosiano, che ci legge il suo contributo dal titolo La negazione come tensione tra appartenenza e intimo sapere. A te, Laura. Grazie Alberto e grazie per l'invito a questo colloquio, il cui tema mi sembra non solo interessantissimo ma particolarmente attuale. Mi sembra di urlare. Allora, negazione, denegazione, diniego sono alcuni dei mezzi con cui accostiamo, modifichiamo e alteriamo la realtà in modo che corrisponda almeno un po' ai nostri bisogni e desideri. Dalle teorie sessuali infantili fino alle convinzioni cognitive, alle opere artistiche e scientifiche, questo bisogno di corrispondenza impasta tutte le nostre percezioni di diniego e negazione. Potremmo dire che percezione, diniego, negazioni sono come le dita di una mano che frugano tutti intorno alla ricerca di mezzi di adattamento necessari. L'osservazione non è mai abbastanza vigile, dice Pontalis. La percezione della realtà non è un'operazione oggettiva, essa è comunque orientata dalle interne spinte pulsionali, per cui coglie, trasforma, sottrae nello stesso movimento. Percezione della realtà e diniego procedono insieme per modulare l'adattamento, per forgiare in modo trasformativo l'incontro con il mondo, per appianare le contraddizioni tra la percezione stessa e i nostri bisogni, alla ricerca di sopravvivenza e quiete. Insomma, la stessa percezione è modulata dal principio del piacere in funzione dell'economia pulsionale. Come scrive Freud, l'ess è così incurante della preponderante forza della realtà concreta da esporsi al rischio di annientamento. Contenere questo rischio è compito dell'io, che progressivamente si differenzia per volgersi verso le cose del mondo con la loro oscurità. Ma appunto può accadere che le dita della mano che frughino tutti intorno con l'intento prevalente di disconnettersi dalla realtà, di eluderla. E allora viene eluso anche il lavoro psichico, il lavoro del lutto, cioè l'elaborazione della nostra inermità, della nostra ambivalenza, dell'ineludibile presenza dentro di noi di amore e odio, vita-morte. Quando questo intento prevale, l'individuo resta in stallo, cioè si ritrova senza strumenti psichici per modulare le spinte interne
per esempio la violenza distruttiva e il masochismo, e per modulare la dimensione del reale che si estende e permane roccioso ben al di là di tutte le nostre narrazioni. Ma diniego e negazione, dicevo, sono invocate e modulate dalle vicissitudini pulsionali, e questo appare evidente anche in analisi o in terapia. Ma la nostra osservazione resterebbe monca e parziale se ci limitassimo a queste vicissitudini, cioè alle spinte del bisogno di soddisfacimento e quiete. Oltre al gioco pulsionale, ben presente nei contenuti, è sempre presente anche una drammatica ricerca di modulazione narcisistica. Quando pensiamo con Bion alla preconcezione del seno, non ci riferiamo soltanto all'aspettativa che il bisogno incontri un oggetto capace di soddisfarlo, ma anche all'aspettativa di trovare, nel contatto con l'oggetto, un interno gradino narcisistico, cioè di essere accolti alla vita non come alieni, come umani, come parte della specie. Nel ricorso ai meccanismi di negazione occorre cogliere una ricerca di ancoraggi narcisistici più prossimi e più sicuri. Un migliore ancoraggio narcisistico avvia un primo legame, promuove un senso di comunanza, di somiglianza, al di là di tutte le nostre differenze. Non vi spiego questa citazione di Freud perché la amo tantissimo che ci metterei un'ora, quindi salto. Il convincimento illusorio offerto dalla negazione sembra poter costituire una base narcisistica capace di proteggere dai rischi della mortificazione. Io credo che sia importantissimo questo nesso tra negazione e mortificazione narcisistica. Ma quando diventa perentorio, il diniego sembra perdere la possibilità di essere via via lavorato e trasformato e si organizza razionalmente in neorealtà, offrendo al singolo e al gruppo un senso di armonia e di trionfo, in un certo senso vendica. La negazione indurita è sempre impregnata di risentimento. L'accanimento con cui talora individui e gruppi restano incollati alle costruzioni negazioniste, per esempio, è legato proprio a questo bisogno di rivalsa, alla possibilità che queste offrono di sentirsi compatti, senza buchi, solidi e saturi delle proprie conclamate diversità. Tanto più queste sensazioni si diffondono quando travalicano la scena psichica individuale e diventano credenze e narrazioni pseudoscientifiche di un'intera comunità. Questo è il tema su cui poi ci riporterà anche Lorena Preta con la sua. Diniego e negazione sono un meccanismo di difesa intrapsichico, individuale, ma sono anche un meccanismo culturale che facilmente promuove stati condivisi della mente e legittimati dal gruppo di riferimento. La negazione aggrega il gruppo e intere comunità intorno a costruzioni illusorie e false, ma in più essa aggrega un gruppo massa, omogeneo, che non lascia in campo alcun testimone. Essa slega, decompone la connessione sociale più ampia in favore delle identificazioni con subculture locali funzionali ai bisogni. La negazione, il diniego, l'elusione, l'evacuazione, tutta la famiglia, diciamo, si installano in un territorio interpsichico e interindividuale, in uno spazio transizionale che a vari livelli può venire contaminato dal feticcio delle false certezze e quindi invece che territorio transizionale può diventare un territorio feticcio. Nel campo gruppale e nella mente emerge allora una zona crepuscolare, né conscia né inconscia, tra il sapere e il non sapere, con una grande capacità di diffondersi, questo è importantissimo, di fare adepti
di correre tra individui e gruppi, tra generazioni. Si scivola allora nell'ottusa routine dell'ovvio, quella che Kertész ha descritto così drammaticamente nell'Essere senza destino. Idee illusorie scorrono come su un tapis roulant, tra singoli gruppi, tra generazioni. Per questo forse dovremmo ancora noi fare come Freud, e non lo facciamo granché, che passa di continuo dal singolo alla massa, alla specie, dal soggettivo al sociale, tenendo sempre presente la difficoltà a porre dei confini definiti, laddove interno, esterno, dentro, fuori sono imbricati. Per mantenersi questi meccanismi duri, elusivi della realtà, e questo è un altro aspetto, per mantenersi hanno bisogno di essere continuamente riconfermati. Per questo necessitano di chiamare a raccolta l'odio e la prevaricazione. Qui ricordo un bel lavoro di Campanile sull'odio, che qui esprimono, anzi urlano, la perentorietà dei bisogni narcisistici e innescano esplosioni di violenza senza significato personale. Queste difese offrono l'illusione, come dicevo anche prima, di una soggettivazione matura e coerente, forte, illusoria appunto, come tutti i percorsi di soggettivazione che non emergono dal via vai, dal transito continuo tra differenziato e indifferenziato. Qui faccio una parentesi per ringraziare Sisto Vecchio, che voi veneti avete conosciuto tantissimo, perché certi spunti, certe idee, certe convinzioni me le sono chiarite litigando con lui, anzi discutendo con lui all'interno di un gruppo di studio che avevamo costituito, Milano-Bergamo. Come mai a volte non si nega? Quello che mi interessa e mi intriga maggiormente di tutta questa questione, e qui andiamo nella speranza, è però la domanda sul come mai in talune circostanze, oppure taluni individui, non negano. Come accade che i singoli, i gruppi prestino attenzione, si accorgano, riconoscano i fatti e le loro implicazioni emotive e concrete? La risposta alla questione evidentemente non è univoca, c'è un sacco di letteratura. L'idea più diffusa è che non negano le persone incapaci di fare del male. Questa risposta è ovviamente illusoria, come direbbe Tanopoulos. Dimentica completamente che non esistono persone incapaci di fare del male. Hannah Arendt sostiene che le persone che non negano sono in grado di pensare, mentre chi nega si rifiuta di pensare. I critici della Arendt le fanno notare che i nazisti hanno un pensiero nazista, non è che non pensano, hanno un pensiero nazista. Un elemento che soccorre nel non negare è certamente una disponibilità, questa sottolineata da tutti, a transitare tra l'adeguamento conformistico al sapere condiviso, di cui abbiamo comunque bisogno per orientarci nel mondo, e le proprie intime esperienze percettive, cioè ad emanciparsi dal gruppo massa. Ma non basta. Le ipotesi di risposta in letteratura si allargano a evocare la capacità di solitudine, la capacità di avvertire la vergogna, le risorse immaginative, la volontà, l'onestà intellettuale, eccetera, eccetera. La negazione, il diniego e tutta la famiglia, come dicevo prima, è un'operazione semplice. Girare la testa, chiudere gli occhi, non sentire. L'accorgersi sembra un atto intuitivo, immediato, ma al contrario, cogliere le implicazioni di eventi e accadimenti richiede un lavoro e un investimento su idee e associazioni intime e talora inedite. La percezione, dicevo sopra, non è neutra, essa è guidata da un investimento intenzionale, anche se inconscio.
Se pensiamo, tanti oggetti, non questa sala bisogna dire, ma tanti oggetti restano periferici nella nostra percezione, non sono al centro di investimento. Per esempio, se l'individuo è assorbito da qualche pensiero o attività coinvolgente, investe in forma molto attenuata sulla penna con cui sta scrivendo o sulla bottiglia dell'acqua sulla scrivania. Questi oggetti restano non visti, a meno che la forma o il colore della bottiglia o qualche altro particolare casualmente entri in una catena associativa. Ecco allora che l'individuo li percepisce, cioè li staglia dallo sfondo dicendosi magari «Ah, come sono stato stupido a non accorgermi». L'attenzione fluttuante e la libera associazione dà risalto a oggetti fino a un attimo prima non percepiti. Se l'oggetto entra in una catena associativa si origina un'attenzione precipua attiva, esso viene investito emotivamente. Allora io immagino che un pensiero liberamente associativo possa ridurre il ricorso alla negazione proprio perché fa entrare in gioco distrattamente altri livelli di attenzione, direi meglio di disattenzione, distrae dalle credenze condivise e lascia spazio a inattese percezioni personali. Guardate che questa roba l'ha scritta praticamente identica a Edgar Morin quando aveva 100 anni, cioè adesso 6 mesi fa, senza lontanamente citare la psicoanalisi o le libere associazioni, ma la descrizione del pensiero vincente per questi tempi è esattamente questa. C'è un altro livello, anche odori, sapori, vapori nell'aria, sensazioni somatiche ci distraggono dal pensiero condiviso. In genere essi non sono centrali, ma poi come di colpo attirano la nostra attenzione e lasciano emergere un intimo sapere su quanto accade tutto intorno. Allora un contatto con la comune vitalità delle cose risveglia l'impressione che proprio non si può fare diversamente. È necessario, soggettivamente necessario, accorgersi. Entra in gioco un intimo sapere che cozza con le credenze del gruppo. Si tratta di un sapere che prescinde dalla cultura, dal livello culturale o dall'acume intellettivo. Per esempio, durante genocidi, guerre e disastri, i protagonisti di slanci coraggiosi sono spesso individui invisibili, che compiono azioni invisibili rispetto al gruppo. Essi non immaginano di spostare le lancette della storia, ma portano una semplice testimonianza di normale umanità. Forse per questo gli individui capaci di non negare, questo è paradossale, ma gli individui capaci di non negare sono spesso considerati dal gruppo come vagamente originali, disadattati, inaffidabili, strambi, talora stupidi, ottusi rispetto alle credenze che permeano l'insieme del gruppo. Tanto per citare personaggi noti a tutti, Malaparte, Wegener, Churchill e Thompson, dell'esempio di qui. Durante il massacro di My Lai, nell'agosto del 68, nella guerra del Vietnam, questo Thompson arriva sull'elicottero di perlustrazione a sorvolare un villaggio. Nota qualcosa di strano, cadaveri dappertutto, anche donne e bambini ammucchiati. Non riesce a capire, vola più basso. Vede un capitano avvicinarsi a una donna ferita, toccarla con il piede, allontanarsi e spararle. Thompson atterra e raccoglie i feriti portandoli all'ospedale. Tutti conoscevano la posta in gioco a quel punto della guerra. Gli ordini erano ripulire il villaggio dai nemici. L'indignazione di Thompson e i suoi successivi appelli alle autorità dimostrano quanto poco afferrasse la situazione. Pensava ingenuamente che dovesse esserci un errore. Le sue radici campagnole, questa notazione di Cohen, che è l'autore che prima citava Maria, che non so dove sia,
le sue radici campagnole ne avevano fatto un ritardato culturale, non in grado di capacitarsi di cosa stava succedendo. Nella sua commovente convinzione che quello che vede non è comprensibile, Thompson rivela quella pseudo-stupidità di chi accetta di vedere qualcosa di inquietante e terribile, di accorgersi e di non condividere l'unanime diniego. In definitiva, occorre che un bisogno modulabile di appartenenza si accompagni a una disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle libere associazioni che si affacciano alla mente. Questa disponibilità non è di individui con doti particolari, ma è piuttosto una funzione della mente che si apre ad accogliere appunto le inattese e contraddittorie percezioni nel contatto con la realtà, lasciandosi emozionare ogni volta. A proposito di questi individui invisibili, li chiamo eroi capovolti, che sono capaci di non negare, immaginiamo un movimento interno che consente loro di porsi a margine, ma non solo del conformismo del gruppo, ma anche della propria soggettività conclamata, chiara, netta. Il pensiero associativo richiede una certa disponibilità ad essere un po' anonimi nel nostro incontro con il mondo, un po' arretrati, un po' neutrali, guarda caso torna questa parola. Una disponibilità a sparire un po' come soggetto e come soggetto separato, conscio, a sentirsi un po' indietro, magari anche a sentirsi dire cose che non sono quelle che si aveva in mente e che stupiscono per primi noi che le diciamo. Disadattarsi, desolidarizzare, decoincidere, scrive François Julien nel 17. Con questo termine si riferisce alla possibilità di accogliere, nello scorrere delle percezioni del mondo interno ed esterno, uno scarto, qualcosa che rompe le aspettative di continuità e di coerenza delle cose. Accogliere percezioni che sembrano farsi vive per caso, dettagli occasionali, incontri avventizi, non allineati con le nostre aspettative. Nella comunità contaminata di Casale Monferrato tutti si accorgono e non si accorgono da anni di quello che sta accadendo. Vedono morti e polvere comunque, ma io non pensavo, dice Vincenzo, io lavoravo e basta. L'Eternit non era un nemico, non avevano nulla contro l'Eternit. Maria Teresa racconta: rimasi sconvolta quando lessi un necrologio, che sarà stato il 2000esimo, quando lessi un necrologio che associava la morte all'amianto. Rimasi sconvolta, perché si trattava di un impiegato di banca. Per questo particolare Maria Teresa si accorge che l'Eternit corre. Non si ferma alle porte delle fabbriche, né ai vestiti pieni di polvere che i dipendenti portano a casa. Si accorge che è una peste. Questo consente di rompere l'adattamento acquisito, di cogliere la decoincidenza e quelle uscite inedite che essa apre. Si tratta di percezioni che al momento possono apparire visionarie, un po' folli, simili a quelle intuizioni vivide degli psicotici, così ben descritte da Correale, che è un campione nel descrivere le fantasie degli psicotici, cioè percezioni che emergono in uno stato mentale in parte estraneo e estraniato dalla propria soggettività conscia ed esplicita. Tutto questo discorso per dire una cosa che per noi psicanalisti è ovvia. Tutto questo si può descrivere come una capacità di attraversare la cesura, di fare un cammino avanti e indietro tra la consapevolezza e l'inconscio, tra la soggettivazione e la dimensione interna indifferenziata che va valorizzata, anziché porsi come una sentinella sulla cesura, facendo la guardia ai confini e alle differenze, come spesso fanno appunto i meccanismi di diniego, negazione e illusione. Grazie.
Grazie di cuore a Laura Ambrosiano per questa sua bella relazione. Passo subito la parola a Maurizio Balsa, che ci legge invece il suo contributo Nachleben, il principio speranza nella cura analitica. Grazie innanzitutto dell'invito, anche per il semplice fatto che ogni invito è ovviamente un'occasione a pensare o ripensare delle questioni. Come? Aspetta un attimo. Non si sente benissimo. No. Deve forse recuperare la relazione Dovrebbe essere sopravvissuta la relazione. Ok? Grazie. Sperare, ha scritto lo storico dell'arte Didi Huberman, è vedere un tempo che non vede la realtà in cui siamo immersi, è vedere il tempo nella sua stessa possibilità di rimessa in gioco. Significa sperare di vedere e far vedere un tempo altro, inventando, reinventando il tempo di punto in bianco. L'anacronismo che ne deriva, da cui emerge la possibilità di aprire l'attuale alle sue componenti carsiche, permettendoci di vedere diversamente o di vedere ciò che ancora non c'è, non è forse al cuore dell'operazione analitica? Non nasce infatti essa stessa, come nella possibilità del principio speranza di Bloch, dall'invenzione di uno sguardo, dalla ricerca di letture respinte dalla visione ufficiale, di teorie mai giunte alla coscienza, dalla sua immaginazione redentrice? Non solo, come è ovvio, nel reperire un latente nel manifesto, un altro mondo nella scena apparentemente insignificante della realtà quotidiana, le dimensioni rimosse o scisse in attesa di ritorno e di reintegrazione nella scena psichica, ma nell'aprire il tempo nelle sue faglie costitutive, sfuggendo all'illusione o all'incubo di una realtà omogenea, permettendo così a ciò che è in giacenza, a ciò che si è scritto nella memoria dei vinti o a ciò che non è mai accaduto, di riacquistare il diritto di parola, di esistenza. In termine analogo si esprime del resto Pontalisse quando chiede che cos'è la psicoanalisi, una quinta stagione, dando di essa la rappresentazione di un fuoritempo costitutivo, di un'esperienza che utilizza l'anacronismo inerente al funzionamento psichico, permettendone, in una sorta di capovolgimento operativo, una diversa risignificazione. Nel tentativo, così facendo, di realizzare lo sganciamento da una fedeltà delle tracce a se stesse, rendendole disponibili a quei nuovi incontri che in quelle tracce stesse si depositeranno, consegnate a quel punto alla loro inevitabile usura, alla loro liberazione energetica ed affettiva. Contrariamente a ciò che pensava lo storico Lucien Febvre, l'anacronismo non è dunque un errore, quanto un clinamen, l'irruzione di un tempo altro nel tempo presente e, con esso, l'apertura di un orizzonte non prestabilito. Vedere il tempo nella sua possibilità di rimessa in gioco significa sottrarsi alla credenza che il tempo del destino abbia inghiottito inesorabilmente quello della storia. Permette l'accadere psichico del principio speranza, ciò che Freud pone nel momento in cui pensa il rapporto fra principio di piacere e principio di realtà, laddove cioè si realizza la convinzione fiduciosa nella forza del nostro desiderio. Nell'atto di sperare, nella possibilità che questo stesso atto possa accadere, il punto rilevante non è tanto ciò che potrebbe essere pensato come un diniego della realtà, il non vedere la realtà in cui siamo immersi, ma piuttosto il diniego di questa immersione, l'opposizione processuale che riusciamo a creare verso un'immagine di questa realtà come fissata per sempre, infinitamente uguale a se stessa. Il che implica cogliere in questa speranza la sua dimensione conflittuale e dunque analiticamente operativa, ciò che innanzitutto la trattiene, ne impedisce l'accadere. In primis, il peso del reale, che istituisce la speranza medesima come suo possibile oltrepassamento, che la determina e la realizza come suo negativo potenziale, col rischio però di confinarla in esso. Dall'altra, questo peso che la trattiene a sé la rende incerta, contraddittoria, melanconica. Dovremmo allora pensare alla speranza innanzitutto come l'articolazione fra il campo del desiderio e quello del negativo che si oppone ad esso. Se la speranza riguarda un futuro possibile, il negativo, ci ricorda Green, istituisce la prevalenza dell'accaduto su ciò che potrà accadere,
ferma il tempo in un'eterna ripetizione di ciò che non è accaduto e mai potrà accadere. È qualcosa che ritroviamo nella descrizione che Benjamin fa a proposito dell'opera Spes di Andrea Pisano nel Battistero di Firenze. Sopra il portale la Spes di Andrea Pisano. Seduta, leva impotente le braccia verso un frutto che le rimane irraggiungibile, e tuttavia è alata, nulla di più vero. Occorre dunque un lavoro affinché la speranza si levi, muova le ali, sia disincagliata dalle maglie del reale, dalla sua negativizzazione o dislocazione utopica. Quando André Green scrive che nei pazienti caratterizzati dal blocco del pensiero, dal funzionamento in seconda topica e dall'arresto della processualità di investimento oggettuale, ciò che sembra emergere costantemente è la scomparsa del principio speranza, allude esattamente all'impossibilità, per il campo del desiderio, di continuare ad operare senza amputazioni violente, interdetti assassini, e dove la posizione medesima dell'analista, catturato dalla disperazione che pervade la scena clinica, appare fortemente a rischio. Naturalmente c'è sempre, in ciascuno di noi, una differenza fra ciò che possiamo vedere e ciò che non dobbiamo vedere per vivere, per mantenere la nostra sicurezza narcisistica. Questa dinamica infatti non si rende esplicita solo nelle vicende di cui Green tratta parlando sostanzialmente dei casi limite, ma appare presente in maniera strutturale in ogni funzionamento mentale. La vita psichica è una continua oscillazione fra affermazione dell'oggetto e sua negazione, accoglimento e suo disconoscimento, investimento e ritiro. Il campo del diniego, che si differenzia dunque dal rapporto strutturale interno a ogni atto psichico tra affermazione e negazione, come si esprime Freud nel saggio sulla negazione, disarticola questa oscillazione in una sola modalità, quella della non esistenza di una data realtà, procedendo dalle forme più estreme, si pensi al diniego maniacale, a quelle più frammentarie, dove essere negato è piuttosto un carattere parziale, un aspetto del valore o del senso dell'oggetto. Tuttavia, proprio per la vastità e l'enormità delle forze psichiche necessarie per mantenere in piedi un diniego totale, possiamo capire che questa evolve o verso una forma radicale, e allora saremmo nella coincidenza fra diniego e psicosi, o in una sua forma frammentata, modulata, fatta di compromessi variabili nel tempo, fra istanze e potenzialità differenti, dando origine a quelle singolarità o stranezze che incontriamo ogni giorno, nella vita o nella stanza d'analisi. Conseguentemente, creare le condizioni di un taglio nell'apparente omogeneità dei processi determinati dal meccanismo del diniego, evitando cioè la logica del tutto o nulla, apre, correlativamente, a quella discontinuità necessaria per immaginare un tempo diverso da quello attuale, meglio, per istituire la categoria stessa della temporalità, schiacciata o annullata dall'attuale, ipotizzando l'entrata in scena di modalità differenti di relazionalità. Significa cercare nel materiale della seduta contraddizioni nelle rappresentazioni del diniego, passibili di ridiscutere la logica imperante. Potremmo allora ipotizzare che per aprire la realtà clinica ad altri insondati livelli, rendere usufruibile il possibile che giace comunque in essa, dispiegandone il suo anacronismo fondativo, occorre dire no a ciò che è in vista, a ciò che ci appare compiuto, dato, fissato per sempre nella sua cancellazione, nel suo verdetto di non esistenza. Occorre in qualche modo accecarsi artificialmente, realizzare quel non vedere di cui parla D. Huberman e che mi sembra possa essere pensato come una modalità di giocare, in maniera imprevista, con il non poter vedere del diniego, che data la sua forza, la sua struttura negativizzante, ci obbliga a vedere in un solo modo, accettandolo cioè come l'unico modo di vedere esistente nel soggetto. Eppure, già la presenza della scissione in ogni fenomeno di diniego dovrebbe farci almeno ricordare dell'esistenza di un'altra corrente psichica che riconosce la realtà, seppure scissa, resa inerte, pur sempre presente, anche se disattivata. Forse in questa paradossale operazione analitica del diniego, riusciamo a dar luogo a un processo immaginativo passibile di smontare il costrutto che abbiamo dinanzi, la logica che ci pare fondare la totalità del funzionamento psichico del soggetto. Si tratta ancor più chiaramente di riuscire a lasciarsi sorprendere dalla possibilità dell'esistenza del nuovo o della differenza in una logica di ripetizione, di scomporre la ripetizione stessa nelle sue varie componenti, per rimontare diversamente la scena clinica. Senza queste operazioni di smontaggio e di rimontaggio, al cuore, come ho già detto,
del funzionamento anacronico dello psichico e che caratterizzano l'ascolto dell'analista, non si vede niente. Non solo infatti non vediamo il tempo altro che in gioco nel tempo presente, il campo dei possibili operanti segretamente in ogni scena, la dimensione anacronica stratificata di ogni sintomo del sogno e dell'affetto, ma non scorgiamo nemmeno ciò che ci appare nella sua semplice offerta al nostro sguardo. Non saremmo infatti capaci di cogliere la polifonia o la sovradeterminazione di un gesto, di un sogno, di un racconto, piegandolo erroneamente al solo tempo presente. Non saremmo capaci nemmeno di cogliere il valore dell'immagine stessa, privata della sua storicità e della sua necessità di un tempo ulteriore per essere compresa. La dimensione del Nachtraligkeit, dell'aprecu freudiano, non indica che questo. Se occorre una seconda scena perché vi sia un trauma, se occorre un tempo successivo perché vi sia un evento, e perché ogni origine è coglibile solo nel ritardo del suo apparire. O, se si vuole, è ciò che esprime Benjamin quando scrive che le immagini giungono alla loro leggibilità solo in un'epoca determinata. Questa leggibilità implica, come egli scrive, ma è una questione centrale nello stesso Freud, il principio del montaggio, il principio che si istituisce nel gioco tra libera associazione e attenzione fluttuante, ponendo le basi per un processo che ritaglia diversamente il discorso, disloca gli elementi della scena per legarli a ciò che è apparso in un altro momento, in un altro contesto, in un altro luogo, tempo o individuo. Da qui si produce quel momento unico, critico, a volte pericoloso per la stabilità narcisistica, in cui qualcosa precipita infine nella sua visibilità, dopo un viaggio senza meta e senza destinatario apparente. Il montaggio rilega diversamente ciò che era legato in un senso unico, destinale, lega ciò che non è mai stato legato, ritessa il passato, riapre futuri in giacenza. Nel suo opporsi alla logicità del discorso cosciente, alla presunta assolutezza di una realtà che non esiste o esiste nella sua unica rappresentazione, nega innanzitutto la credenza in una storia eternamente già scritta, ma soprattutto assume, a vantaggio dell'esperienza analitica, l'idea che più spesso di quanto non si creda, il diniego è un diniego condiviso, trasmesso, è l'esito di un patto inconscio ed è in quella relazione originaria che occorre allora far entrare un nuovo sguardo o un nuovo interlocutore. Se il diniego infatti ha un interlocutore, segreto o manifesto che sia, allora esso, anche nel suo rifiuto, dialoga, discute, polemizza con degli oggetti interni ed è quel brusio al fondo dello psichico che bisogna dunque cercare di portare alla luce per uscire dal nero della sua cancellazione. Questa operazione di montaggio dell'eterogeneo è ciò che parimenti esprime Jean-Luc Godard nella sua teoria del cinema, allorché mette in correlazione l'uso della pellicola 16 mm della Kodak da parte del regista Stevens ad Auschwitz e la possibilità di filmare il sorriso di Elizabeth Taylor in Un posto al sole. Non solo perché, osserva D. Huberman, senza la vittoria sul nazismo non ci sarebbe stato Hollywood, ma perché entrambe le immagini, quelle dei campi e quella del sorriso di Elizabeth, si dibattono insieme nella stessa tragedia della cultura. Il montaggio crea un filo là dove esso era silente e invisibile ai nostri occhi, crea connessioni insolite. Questa operazione di montaggio-smontaggio della scena clinica, di immaginarizzazione, è ciò che ogni giorno nella sua stanza compie in silenzio un analista. Nella nostra pratica contemporanea, scrive Green, non si cerca tanto di rendere manifesto e latente, quanto di produrre una dinamica creatrice nella seduta analitica. In un articolo dal titolo La capacità di reverie, il mito eziologico, continua Green, io parlo del lavoro di immaginarizzazione dell'ascolto dell'analista in rapporto al discorso del paziente. Una volta che il senso manifesto del discorso è stato compreso, ancora bisogna immaginarlo, figurarlo, renderlo visibile per il pensiero dell'analista. Io insisto giustamente sull'importanza decisiva del preconscio dell'analista come luogo di lavoro psichico dei processi terziari. Per questo motivo io faccio riferimento al soggetto che gioca, al soggetto in grado di trasformare se stesso e le regole del gioco. Il soggetto, continua, è questo gioco dell'attività creatrice, intanto che movimento inquadrato dalla struttura del simbolico, ma avente un margine d'azione. Potremmo pertanto ipotizzare che il principio speranza nella cura analitica è dato dalla possibilità di accedere alle funzioni di montaggio-smontaggio della scena, dei ricordi, dei costrutti, delle teorie personali, in modo da riaprire il campo del possibile, l'area del gioco. Mentre il diniego realizza uno smontaggio del reale, bloccando però
le successive potenziali operazioni di rimontaggio, la processualità analitica è un operatore dinamico di queste oscillazioni. La ricchezza della vita psichica si istituisce proprio nella non assolutezza di un movimento, e da qui sia la natura antiideologica dell'esperienza analitica sia la sua interminabilità. Io credo di avere però il testo completo, anziché il testo ridotto. Sbaglio? No. Finora. Sono Sì. coerente? Sì. Quasi. Ti taglio. Non esageriamo. Vale pena di ricordare come per Green la clinica analitica può trovare una sua forma classificativa. Avevo temuto di aver fatto un diniego, cioè di aver tagliato e poi di aver portato il testo originario. Vabbè, ci sta. Vale la pena di ricordare come per Green la clinica analitica può trovare una sua forma classificatoria interpretativa proprio tenendo conto della possibilità o meno di spiegarsi del principio speranza. La logica dei processi primari, scrive nella Folia privata, è una logica della speranza. Questa è fondata su una coppia di opposti, il desiderio e la proibizione. La logica dei processi primari è una logica della speranza che fa trionfare il desiderio. Le cose vanno in modo completamente diverso da quello che abbiamo chiamato la logica della disperazione. Qui, in questi casi, non è la proibizione essere in primo piano, bensì l'oggetto. Qui il conflitto fra amore e odio è dominante e la fissazione, inoltre, non riguarda più l'amore ma l'odio. Ora, nel paragrafo successivo a queste considerazioni, Green pone il tema della scissione, dove il soggetto è nell'impossibilità di giudicare, dove il sì e il no coesistono senza influenzarsi e dove non esiste comunicazione tra parti scisse, il che spiega l'impasse dell'analisi, la particolarità dell'ascolto del soggetto e al medesimo tempo la sua indifferenza per ciò che è detto o vissuto nella coppia. La logica della disperazione si accompagna così alla logica del rifiuto di giudicare. Nello scritto del 25 sulla negazione, Freud scrive che ogni affermazione si accompagna a un'espulsione di qualcosa che viene lasciato da parte, respinto nella formulazione dell'io, e a questa espulsione dà il nome di Austossung. Vi è dunque una negazione nell'atto stesso dell'affermazione, relativa al giudizio di attribuzione, alle differenze tra le qualità dell'oggetto che posso o meno incorporare, accogliere in me o respingere lontano da me. Questa operazione indica che ogni atto psichico lascia inevitabilmente dei resti da tradurre, resti da pensare, un negativo dell'operazione stessa di affermazione originaria. Possiamo ritenere così che l'esperienza analitica vada intesa come un lavoro incessante sui resti, come un'esperienza volta a rendere i resti psichici svincolati dalla dimensione della ripetizione e dalla sua evocazione di un tempo immobile. Come questa pressione del resto sulla realtà psichica sia da una parte la traccia di un'insistenza ripetitiva che respinge ogni nuova iscrizione e dall'altra una spinta alla traduzione, motore di ritorno su di sé, che si compie ad esempio nel lavoro notturno o nell'indirizzo trasferale. Inoltre mi pare davvero importante rilevare la differenza fra la forma di negazione necessaria, funzionale al processo di trascrizione e traduzione, cioè la coesistenza originaria del sì e del no, nel compiersi di ogni atto psichico, e il sì e il no tipico del processo di diniego. Ora è proprio da questa assunzione del valore onnipresente del sì e del no in ogni atto psichico che deriva un'osservazione di Green relativa al fatto che la coesistenza del sì e del no non basta per l'appunto a caratterizzare il lavoro del negativo in quell'operazione psichica particolare rappresentata dal diniego e che trova la sua ben nota espressione nel feticismo, mediante l'istituzione di due correnti psichiche, una in cui si riconosce la castrazione del fallo materno e l'altra che la nega. In effetti, continua Green, questa coesistenza dell'affermazione e della negazione può essere di due tipi, congiuntiva o disgiuntiva. Congiuntiva se viene sotto il primato dell'eros, e così per l'oggetto transizionale, che è e non è il seno della madre. Quando la coesistenza è disgiuntiva, il lavoro del negativo si compie sotto gli auspici delle pulsioni distruttive, ed è allora il caso della scissione e del diniego, che per alcuni è difficile distinguere dalla forclusione. La differenza è che anziché riunire, il lavoro del negativo separa, impedisce qualsiasi scelta. Qui non si tratta di sì e di no, ma né di sì e né di no. Riprendiamo le file del discorso fin qui posto. Vi è una compresenza di accoglimento e di rifiuto della realtà che è la precondizione per vivere, selezionare, soggettivare l'esperienza. Al medesimo tempo questa duplice operazione di accoglimento e di respingimento permette al soggetto, che si fa storico di se stesso, di riaprire il campo del possibile nel già dato,
rileggendo diversamente, rimettendo al lavoro quei sì o quei no originari che ne hanno contrassegnato la traiettoria, riaprendo eventualmente i limiti di ciò che è stato cancellato, rimosso, negato nelle generazioni precedenti. Ma cosa accade invece quando, come osserva Green, il sì e il no non rappresentano una coesistenza congiuntiva sotto il segno di Eros, ma disgiuntiva sotto il primato delle forze di slegame? Accade, ci ricorda, che questa differenza impedisce scelte e investimenti positivi, impedisce dunque di rendere effettiva la coppia feconda delle operazioni di legame-slegame, di montaggio-smontaggio. A prevalere, se si vuole, la sola dimensione dello smontaggio o la necessità di mantenere in piedi, costi quel che costi, la sola forma di montaggio che è stato possibile raggiungere, quel particolare diniego della realtà percettiva che costringe il soggetto a vivere in una costruzione amputata. Nonostante tutto, a questa logica della disperazione non bisogna comunque riuscire ad opporre un'aspirazione al rilegame, un tendenziale ritorno della mobilità psichica che si realizza innanzitutto nella capacità di sopravvivere dell'analista medesimo? Dove, infatti, se non nelle diverse proposte simbolizzanti offerte dall'analisi o nella resistenza a non sottoscrivere un nuovo patto a due denegante, si situerebbe la possibilità di una biforcazione, di una rottura del tempo immobile? Non occorre allora pensare a una sorta di fertile follia dell'analista che lo mantiene, nonostante tutto, agganciato a un tempo profetico, un tempo in cui, a dispetto delle operazioni del negativo, qualcosa invece può, deve, potrebbe ancora accadere? Non dovremmo pensare allora che il tempo in cui siamo immersi debba essere in qualche modo sconfessato, smentito nella sua assolutezza? E questo, del resto, il senso più preciso del termine diniego, affinché qualcosa possa davvero nascere? Straordinario paradosso di un termine, quello di smentita, che se da un lato rimanda classicamente alla negazione di una realtà percepita, ad esempio la differenza dei sessi, dall'altra allude in maniera euristica a una smentita soggettiva del potere totalitario di una credenza, di un'immagine, di una realtà indiscutibile. E per compiere questo percorso non occorre che sia in primis l'analista a sconfessare follemente la sua credenza a un'immagine totalitaria, all'unica realtà che si presenta ai suoi occhi. È in tal senso che Didi Huberman, commentando il film di Laszlo Nemes, Il figlio di Saul, rende conto della follia di Saul nel lager in cui era rinchiuso e in cui si occupa, facendo parte dei Sonderkommando, dei corpi di coloro che sono stati assassinati nella camera a gas. A dispetto dell'orrore di ciò che lo circonda, della morte anonima a cui tutti sono sottoposti, a dispetto della fine di ogni principio speranza in quell'inferno in cui si è caduti, Saul realizza una biforcazione nella disperazione, inventandosi un figlio morto da salvare nella sua morte, un figlio a cui dare sepoltura, costi quel che costi, e con essa istituire un corpo che resiste alla cancellazione del fuoco, un figlio a cui agganciare la speranza di ritorno, la possibilità medesima di un gesto di umanità in una realtà che non ammette speranza alcuna. In che cosa consiste infatti la follia di una speranza in un luogo disperato? La follia, scrive Huberman, di voler salvare un morto, la follia di voler prendere il tempo per un rituale funebre allorché tutto non è urgenza che intorno a sé, la follia di voler trovare una terra di inumazione all'interno di uno spazio totalitario e onnisorvegliato, uno spazio in cui tutti i morti innumerevoli sono integralmente ridotti in cenere e fumo. La follia necessaria alla possibilità che la speranza si realizzi, ciò che permette alla disperazione di biforcarsi, si dà nel gesto di inventare un figlio. Il figlio, infatti, è solo un ragazzo fra i tanti del campo, gettato nella camera a gas, a cui Saul assegna per nominazione disperante, delirante, umanizzante, lo statuto, il battesimo, la credenza personale che sia suo figlio, figlio morto ma per cui lottare, per ritrovare una singolarità nella cancellazione anonimizzante delle camere a gas e dei forni crematori. Tutta l'autorità di Saul, scrive Huberman, e pertanto di questa storia, di questo film, è nel creare una situazione nella quale un bambino esiste, fosse anche già morto. E questo affinché noi stessi usciamo dal nero di questa atroce storia, da questo buco nero della storia. Che cosa fare, scrive Didi Huberman, dinanzi a questo buco nero della storia? Lasciare il buco nero minarci dall'interno, silenziosamente, assolutamente? Oppure tentare di farvi ritorno, di guardarlo, cioè di metterlo in luce, di farlo uscire dal nero? Ebbene, uno dei sensi del film, Il figlio di Saul, a mio avviso,
e che anche qui, laddove non v'è che orrore e distruzione, morte del senso e di ogni speranza possibile, proprio grazie al diniego di questa realtà, al diniego opposto al diniego generalizzato della vita stessa, si realizza come per miracolo la reintroduzione della categoria del ritorno e dunque della speranza. Vi spiego meglio. La categoria della speranza è inscindibile da quella del ritorno, se si vuole, da quella del ritrovamento dell'oggetto perduto, della soddisfazione allucinatoria. È il movimento di ritorno verso qualcosa di vitale e al medesimo tempo di sconosciuto che è all'origine della creazione continua di sostituti, di forme differenti dall'identico della prima scena. È questo sconosciuto in noi che è all'origine dello spazio creativo, ci ricorda Green, o, come scrive Paul Valéry, lo sconosciuto è la speranza della speranza. In un testo pubblicato su Psiche dal titolo Costellazioni psicoanalitiche, una rilettura di costruzione in analisi, avevo già cercato di mostrare come la categoria del ritorno dello psichico fosse un elemento centrale nel pensiero freudiano. Prendiamo come asse paradigmatico l'espressione negli studi sull'isteria delle isteriche che soffrono di reminiscenze e quella di costruzione e analisi nel 1937, secondo cui i pazienti soffrono di reminiscenze. All'inizio e alla fine del suo percorso, dunque, Freud pone il tema di una sofferenza psichica articolata intorno al tema del ritorno di qualcosa di inelaborato, di non tradotto, non metabolizzato, una memoria involontaria che si impossessa del soggetto. Faccio solo osservare, però, che quando parliamo di reminiscenza non intendiamo il semplice ritorno di un elemento passato, ma piuttosto l'evidenza della sua sopravvivenza, la sua riapparizione nel tempo presente, dunque modulata, trasformata in esso e da esso. Sempre in quel testo avevo mostrato così l'importanza del concetto di sopravvivenza in Freud, indicando l'errore prospettico derivante dalla cattiva traduzione italiana dei termini tedeschi relativi all'archeologia freudiana. Tutta l'archeologia freudiana sarebbe completamente da ripensare in base alla cattiva traduzione della Boringhieri. Termini tradotti corretti, vestigia, mentre essi rimandano per l'esattezza al concetto di survival, Nachleben, sopravvivenza. Dunque qualcosa che non allude a un tempo passato, ma a un tempo che sopravvive nel tempo presente, che lo piega, lo infetta. In tutta la sua opera, Freud sostiene che il passato nel presente, e qui, fa ritorno nella realtà quotidiana del nostro vivere, lo ossessiona, l'infiltra, l'interroga, la scompone nella sua presenzialità. Tuttavia, in costruzione e analisi, il passato sembra non fare ritorno, come nel ritorno del rimosso, nelle forme di ripetizione, o in generale nella sopravvivenza rappresentata dalle forme archeologiche, cioè nella ricezione, trasformazione di vissuti preesistenti. Eppure, Freud non abbandona la sua ipotesi di fondo, quella secondo cui il passato deve essere comunque presente, perché nulla nello psichico viene davvero mai distrutto. Può darsi allora che non sia vero che esso non fa ritorno, ma forse ciò accade secondo modi diversi da quelli che noi conosciuti. E infatti, aggiunge, esso riappare tramite la dimensione allucinatoria o il delirio. Il delirio contiene una parte di verità storica, l'allucinazione fa tornare dal di fuori qualcosa che è stato espulso in illo tempore. E non è forse tramite il delirio di Saul che l'umanità sembra far ritorno nell'orrore del lager? Non è grazie alla sua follia, quella in cui riconosce suo figlio in un ragazzo qualunque, inventa una filiazione in cui un senza nome riesce a sfuggire all'anonimato della morte in massa per divenire un corpo da seppellire, che si realizza la possibilità di una sua memoria, garantendo il ritorno della dimensione umana in coloro che potranno recitare un Kaddish? Non è mediante questa operazione di diniego che lo psichico, e con esso la salvezza del principio speranza, quella di una terra sottratta all'annientamento, può allora realizzarsi? Analogamente, non potremmo pensare al diniego del diniego da parte dell'analista come l'equivalente di un'allucinazione negativa per liberare la scena da una dimensione colonizzante, aprendo il tempo a un altro tempo, anche se si realizza laddove non sembra più essercene? Al fondo, potremmo dire, è ciò che permetterà a Pontalis stesso, poco prima di morire, di scrivere nel suo ultimo testo, Alta marea, bassa marea, questa ultima ed enigmatica frase: la vita si allontana ma ritorna. Grazie mille. Ringrazio anche Maurizio di questa
sua bella relazione. Come vedete ci sono numerose intersezioni, differenze, percorsi diversi, ma mi sembra che ci sia molto materiale da discutere. Forse questa è una delle difficoltà sempre di immediatamente raccogliere gli spunti che richiedono appunto non solo sedimentazione, ma anche che si producano resti, sopravvivenze per essere pensati. Io, considerando che avremmo già dovuto fermare, no, aver terminato già una ventina di minuti fa, penserei comunque di, se siete d'accordo, di iniziare un po' di discussione, semmai. Sì, se qualcuno vuole, come dicono i francesi, reagire, no, a queste due relazioni. Sì. No, io vorrei nel frattempo raccogliere alcune di questi fili, di questi intrecci, essenzialmente nel suggerimento relativamente alla necessità che, così come il diniego, diceva Maurizio, ha una storia, no? E quindi procede, no, dal diniego nella relazione con l'altro. La necessità rispetto ai suggerimenti, no, che ci vengono dati in relazione all'attività dell'analista in seduta, e sulla necessità di accogliere anche questi meccanismi, no, che apparentemente potrebbero sembrare da escludere dal nostro funzionamento, perché effettivamente il diniego del diniego, ci diceva Maurizio, no, è in qualche modo essenziale per poter in fondo incrinare quella immagine, no, dello specchio che rispecchia la realtà a cui inizialmente si è fatto anche ricorso per descrivere l'attività del pensiero dell'analista. Occorrono opacità, incrinature dello specchio, e considerando le due immagini che ci sono state proposte, Saul e Thompson, nella relazione di Laura, occorre una ottusità nel funzionamento, oppure un'attività in qualche modo anche delirante, per poter operare questo scollamento da una realtà altrimenti totalitaria. In questo senso, per esempio, entrambi mi sembra, no, facciano riferimento, Laura, alla necessità di recuperare, diceva Laura per esempio, la testimonianze di umanità nel fatto che occorre scostarsi dalla propria soggettività, così come in certi effetti di questo diniego, anche nel suo sostentarsi in un diniego del gruppo, dell'insieme culturale, sociale, c'è in realtà una violenza, diceva Laura, senza significato personale, cioè occorre in qualche modo che l'analista, l'altro, possa svolgere uno scostamento dalla propria soggettività, dal proprio anche dalla propria realtà, per poter aprire una realtà altrimenti impenetrabile. In questo senso sottolineerei due problemi. Uno, rispetto al diniego, Laura un po' lo sottolineava, come anche Maurizio, in fondo in ogni affermazione c'è un diniego, qualcosa che si trascura. Nella stessa percezione c'è la non percezione, il trascuramento di altre percezioni che pure pervengono.
Il diniego comporta qualcosa in più, comporta il fatto che, a differenza di questo scostamento dall'attenzione, dal focus percettivo, e in questo anche rimuovere alcune rappresentazioni, per esempio pulsionali, che intervengono e possono in qualche modo essere sollecitate dalla percezione, il diniego comporta la possibilità di una scissione che è un'amputazione non tanto di rappresentazioni che premono per entrare nell'io, ma in qualche modo una amputazione di una porzione dell'io già costituita. Quindi questo pone un problema relativamente a come superare questa barriera della scissione. In questo c'era un suggerimento, no, di Saradis, che diceva il diniego, la frase, il diniego non vuole sapere nulla del sogno. Ecco, io penso che se è necessario da un lato diciamo che l'analista si faccia carico di questa ottusità o di questo diniego del diniego, è assolutamente essenziale l'attività onirica per superare questa scissione che si è creata nella storia della persona e che fa sì che, diciamo, ci sia qualcosa che altrimenti irrecuperabile.